Cavalli prossimi alla partenza, macchina che accelera. L'errore di Elodie, mentre veloce all'esterno Explorer Mundi, che in breve si porta a condurre nei Numero confronti 2 di Elodie Evita RD. La squalificato. squalifica invece coglie Elodie, mentre subito in vantaggio Explorer Mundi, che Lorenzo Baldi ha portato in testa dal numero 5 dello schieramento e ora conduce liberamente dopo 300 metri di gara. Vediamo al completamento dei 400 la progressione esterna. Numero 6 Excellent Ban squalificato. Intanto anche la squalifica per Excellent Ban, mentre all'esterno è Esteban, che Marco Stefani ha portato a ridosso di Explorer Mundi. Percorsi esterni, intanto ha spostato anche Eshal Mill. Intanto se ne sono andati i primi 600 metri di gara, 800 metri completati in 1:1:3. Lungo la corda in terza posizione segue Evin Rud, ma intanto Explorer Mundi è sempre in vantaggio nei confronti di Esteban, mentre in seconda posizione Evita RD cerca di mantenere il contatto. Insiste Esteban all'esterno di Explorer Mundi, attacca dopo 1 chilometro in 1:16:6, viene via deciso con Lorenzo Baldi, che per il momento replica con il suo Explorer Mundi. Numero 8 Molto deciso Irina Q l'attacco squalificato. portato da Esteban, i due alle prese a 350 dalla conclusione. L'errore di Explorer Mundi sotto l'attacco Numero di Esteban, 5 Explorer che passa Mundi così in vantaggio, il squalificato. seguito da Eshal Mill. Esteban in testa a 120 dalla conclusione, inseguito da Eshal Mill, mentre all'interno si lancia anche Evin Rud. Finale con Esteban che viene a vincere, se la guadagna tutta. Secondo posto per Evin Rud, che ha ragione di Eshal Mill. 1:15:1 il ragguaglio conclusivo. Esteban che vince davvero in maniera molto convincente con 1 chilometro scoperto all'esterno. Marco Stefani lo ha guidato con fiducia e ha ragione, perché Esteban ha corso veramente molto bene, addirittura a 26 a quota fissa, l'allievo di Marco Stefani, che vince però con grande merito. Il secondo posto per Evin Rud, che precede Eshal Mill. Successo quindi di Esteban e Marco Stefani, Marco Azzaroni al training per il signor Mauro Prospero.